Al nastro di partenza la rassegna estiva Chioggia che Storia, un mare di cultura, organizzata dall'Assessorato alla Cultura della città di Chioggia in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arte Ben, Regione del Veneto e la Proloco di Chioggia. Questo evento promette di offrire un ricco cartellone di spettacoli ed eventi culturali per tutti i gusti e tutte le età. Oltre al teatro per i piccoli e a quello per i grandi, riprende lo spettacolo itinerante Baruffa in Calle dal 1 al 5 agosto, 25ª edizione. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, si è mostrato entusiasta dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di collocare gli appuntamenti della rassegna estiva negli angoli più suggestivi della città. In questo modo lo spettacolo si fonderà con lo scenario naturale di Chioggia, regalando al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. L'assessore alla cultura del comune di Chioggia, l'avvocato Elena Zennaro, ha annunciato con entusiasmo la collaborazione con Arte Ven anche per la stagione estiva 2023. Saranno presentati spettacoli per i più piccoli con le favole sul ponte a cura di Zelda Teatro che si terranno in piazza Vigo alle ore 21:15. La protagonista di queste rappresentazioni sarà Libricina, un personaggio che viaggerà intorno al mondo alla ricerca di nuove storie da condividere con i bambini. Un modo per stimolare la passione per la lettura e l'immaginazione dei più giovani. Le date degli spettacoli sono i lunedì 26 giugno, 3, 17, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Inoltre Palazzo Grassi diventerà la location dei racconti d'estate con 4 appuntamenti che ospiteranno importanti artisti del panorama teatrale, cinematografico e musicale italiano. Gli spettacoli inizieranno alle 21 e il fil rouge che li collegherà sarà la musica. Non mancheranno nemmeno le attesissime Baruffe in Calle, quindi uno spettacolo itinerante ideato e realizzato da Pierluca Donin, tratto dalle Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni. Giunta alla sua 25ª edizione, questa rappresentazione avrà luogo dall'1 al 5 agosto, seguendo la tradizione, coinvolgerà attori, musicisti, danzatrici, creando un'atmosfera unica nelle calli Rive Campielli, partendo dall'isola di San Domenico e fermandosi ai piedi del Ponte Scarpa in 3 tappe. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.